Si è insediata a Palazzo Balbi a Venezia la commissione di giuristi che dovrà pronunciarsi sulla fattibilità di un referendum per l'autodeterminazione del Veneto. Una commissione votata a novembre dal Consiglio regionale e istituita dal presidente della Giunta Luca Zaia e del presidente del Consiglio regionale Clodovaldo Ruffato, che lavorerà in forma del tutto gratuita con un obiettivo preciso. La necessità di dare una risposta ai tanti cittadini che ci chiedono del referendum in modo tale che si riesca a verificare da un punto di vista scientifico e giuridicamente sostenibile la fattibilità o meno e come si può fare tutta la partita. Una strada che strizza l'occhio a quanto avvenuto in altre regioni europee come la Catalogna spagnola e che non contrasta con il progetto della macroregione del nord. Si tratterà di capire poi rispetto agli accordi internazionali, rispetto a tutto quello che conosciamo, che è stato prodotto da giuristi, da parlamenti, tipo dall'ONU eccetera, se si potrà convocare il referendum oppure no. Da Palazzo Balbi intanto un nuovo forte richiamo al governo: o si allenta il patto di stabilità o il Veneto è pronto a uscirne. Se il governo non deciderà di allentare il patto e quindi di lasciarci a pagare fatture per beni e servizi che comunque i veneti hanno dato alla regione, noi dovremo sfondare il patto di stabilità, ma questo lo faremo assieme ai comuni perché io spero che si riesca a fare un fronte comune. Un'azione che la Regione non può fare da sola per due buoni motivi, continua Zaia: il rischio del blocco di trasferimenti dallo Stato e una causa per danno erariale. Ore fondamentali anche per il bilancio del Veneto, che dovrebbe essere approvato nei prossimi giorni, un bilancio pronto a rispondere alla crisi. 165.000 disoccupati non sono bazzecole, un giovane su 4 sotto i 30 anni è disoccupato e 2 sono precari. Direi che proprio per questi fattori il bilancio darà un segnale importante rispetto a un pacchetto di misure anticrisi.